Sapete tutti che amo quest'isola, ma dopo tanti anni di Sardegna non mi sono ancora abituata alla bombola del gas e allo scaldabagno, per cui oggi con molto interesse, anche personale, seguirò una conferenza stampa molto interessante. Una scoperta entusiasmante. In alcune aree del sottosuolo della Sardegna c'è presenza di gas naturale, la cui componente principale è il metano, combustibile con basse emissioni rispetto a gasolio, benzina e carbone. Le esplorazioni avviate da Saras SpA fin dal 2000 si sono tradotte nel progetto Sargas, presentato presso l'Associazione Industriali di Cagliari. In Sardegna esistono le condizioni affinché si possano recuperare quantità importanti di gas da utilizzare nella nostra isola. Di questo ne siamo convinti. Ne eravamo convinti quando 6 anni fa abbiamo cominciato il nostro progetto e strada facendo, man mano che approfondivamo le conoscenze, abbiamo utilizzato le migliori tecniche esistenti, le migliori società al mondo per poterle attuare queste tecniche, e man mano che andavamo avanti con il progetto di ricerca siamo arrivati alla determinazione che vale la pena di continuare a investire in questo campo. Ricerca è effettuata in 2 aree, nell'Oristanese permesso Leonora e nel Campidano permesso Igia, e si sviluppa in ogni area su 44.000 ettari. Sono stati presentati gli studi ambientali e di ricerca agli enti competenti, assessorato regionale all'industria, assessorato enti locali, ufficio tutela del paesaggio, ispettorato ripartimentale delle foreste, sovrintendenza archeologica e ARPAS. L'iter di autorizzazioni dovrebbe concludersi entro l'anno. Le indagini che negli anni si sono succedute hanno dato un quadro molto più definito di quella che è l'assetto della nostra isola, soprattutto nelle parti sepolte. Questa revisione ha portato a verificare che nel sottosuolo della Sardegna esistono tutte le condizioni perché ci siano e si siano generati degli idrocarburi. Cioè vuol dire che tutti gli elementi e tutti i processi che a partire da una roccia ricca di materia organica arriva alla generazione di un accumulo significativo e quindi economicamente sfruttabile di idrocarburi, nella storia geologica della Sardegna ci sono state. Complessivamente in 2 campagne noi abbiamo realizzato quasi 700 km lineari di rilievi di questo genere. Il pozzo verrà realizzato con le migliori tecnologie possibili, quindi con impianti che attualmente sono impianti che lavorano nella massima sicurezza, col massimo controllo di tutte le componenti ambientali. Il gas naturale è impiegato vantaggiosamente in molti contesti, dall'uso domestico a quello industriale, dalla produzione di energia elettrica all'autotrazione, consentendo una notevole riduzione dei costi energetici, fino al 35%. In tutta la penisola già da decenni si risparmia con il metano, manca solo la Sardegna. Che cosa avviene poi del pozzo? Nella malaugurata ipotesi che il pozzo non sia produttivo, l'impianto viene completamente smantellato e il sito riportato a una condizione originaria. Questa è un'immagine di un pozzo realizzato nelle colline pavesi e, come vedete, nella seconda foto c'è un ripristino totale. Nel caso in cui invece il pozzo, come ci auguriamo, sia produttivo, questo è quello che rimane.
Nel caso di un pozzo a gas rimane un gabbiotto con una testa a pozzo che poi viene collegata alla rete. In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Non penso di dire cose nuove se diciamo che la nostra isola in questi decenni è stata significativamente penalizzata in termini economici dalla non presenza di una rete di distribuzione di gas metano. Quindi un deficit di condizioni o precondizioni addirittura per lo sviluppo economico della nostra isola. L'energia termica in assenza del gas metano è stato valutato che costa dal 25 al 35% in più. Il tema del costo energetico con questo progetto potrebbe trovare un importante contributo per la sua diminuzione. Quello per le famiglie, quello per le imprese e per creare quelle condizioni di attrattività anche di altre nuove iniziative che oggi nella nostra regione e nell'Oristanese in particolare non si possono insediare perché non c'è questa importante fonte energetica. Ma molto importante anche pensando al domani, pensando al futuro, questa riduzione degli svantaggi competitivi che le imprese, le industrie hanno rispetto alle aree che già sono servite di gas naturale. In particolare, nella zona del permesso Eleonora nei pressi di Arborea si prevede una produzione di metano da 1 a 3 miliardi di metri cubi, che consentirebbe la fornitura in tutta la zona di Oristano per più di 20 anni. Un ulteriore vantaggio verrà consentito dalla legge regionale numero 20 del 1959, che prevede il riconoscimento delle royalty in misura del 10% alla Regione Sardegna e dai dati espressi sarebbero comprese tra 1 e 3 milioni di euro all'anno per 20 anni. Esiste, in Sardegna c'è questa legge regionale del 59 che su questi temi di idrocarburi non ha mai avuto applicazione perché mai si è intrapresa un'attività che vedesse esplorazione e produzione a maggior ragione di idrocarburi, però detta già le condizioni per quelli che sono i diritti di concessione. Magari non ci sono i decreti attuativi, ma se facessimo riferimento alla normativa nazionale, la normativa nazionale prevede che circa il 10% del valore della produzione eccedente i 20 milioni di metri cubi debba essere corrisposto nel caso della legislazione nazionale allo Stato, nel caso della Sardegna in quanto regione a statuto speciale invece è lei concessionaria e proprietaria conseguentemente di questi benefici, e quindi c'è un pagamento di diritti di produzione, famose royalties, che è pari a circa il 10%, e ovviamente i proventi, come dicevo, a livello nazionale vengono poi ridistribuiti nelle aree da parte dell'ente Stato, dell'ente Regione, nelle aree dove c'è la produzione. Solo in questa piana di Oristano come minimo dovremmo essere in grado di valorizzare da 1 a 3 miliardi di metri cubi di gas metano. Con una presenza, un giacimento di questo tipo, diciamo, si può arrivare a produrre 70, 100, fino a 200 milioni di metri cubi di gas metano all'anno. Ecco, questi sono due esempi. Se la produzione fosse di 70 milioni di metri cubi, più o meno il prezzo di vendita potrebbe essere questo, e la royalty verso la regione sarebbe di circa 1 milione di euro, che diventerebbero 3 se fossero 170 milioni di metri cubi, che per una concessione ventennale di produzione vuol dire che l'area beneficerebbe solo da diritti di concessione, che rappresenta solo una frazione anche minima del vero del beneficio che questa iniziativa, se va in porto così come noi la pensiamo, potrebbe dare alla regione, insomma, royalties che vanno dai 20 ai 60 milioni di euro. It's far
Notevole l'investimento da parte della Saras per il progetto Sargas. Non è un progetto che finora è costato poco. Anche qui sono diversi i milioni di euro che abbiamo già investito. Stiamo più sopra i 10 milioni di euro già investiti che non sotto. Oltre ai notevoli vantaggi economici, occorre considerare la comodità del gas metano. Pensate che con un'unica piccola caldaia installata in casa si potrebbe riscaldare l'intera abitazione, cucinare ed avere costantemente l'acqua calda. I vantaggi per il territorio si tradurranno anche in nuovi posti di lavoro. Ogni attività porta sempre un po' di lavoro. Certamente la fase di ricerca è quella meno ricca di quantità di lavoro. La fase realizzativa magari ne avrà un po' di più. Certamente una volta che i pozzi fossero perforati e produttivi, il lavoro è prevalentemente un lavoro di manutenzione, di guardiania, e tutto dipende da quanto vasto è il campo di produzione. Per chi come me ha vissuto in altre regioni d'Italia, dove ormai il gas metano è un'esperienza consolidata da decenni, non si può che auspicare che sia distribuito anche in tutta la Sardegna. Personalmente sarò per voi una testimonianza, perché desidero fare la doccia senza avere il panico dello scaldabagno, desidero cucinare senza avere il terrore della bombola, e immagino anche voi, e desidero risparmiare anche più del 30%, come voi.